Filmora non ha certo bisogno di presentazione per gli addetti al settore, in quanto è il software di videomontaggio più utilizzato al mondo, ma per quanto riguarda i non addetti al settore, allora lì intervengo io e ti farò una rapida panoramica di tutte le sue funzioni. Tutte adesso, cioè le principali. Come prima cosa apriamo il nostro browser e andiamo all'indirizzo filmora.wondershare.it. Vedrai qui scritto provalo gratis, esattamente. Questo perché Filmora può essere utilizzato in quasi tutte le sue funzioni gratuitamente, solo che al termine dell'esportazione troverai una filigrana, ossia il marchiettino Filmora impresso davanti al tuo video. Chiaro che poi con la versione a pagamento sbloccheresti tutte le funzioni, non avresti la filigrana e poi potresti acquistare nel suo store tutti gli effetti, quindi non solo le transizioni, i preset di colore, le latte eccetera, ma anche proprio le animazioni dei testi, hai capito, tutte quelle figate, esatto, che utilizzava Singano all'inizio nei suoi video. Cliccando provalo gratis ti parte automaticamente il download. Come vedi ha rilevato che utilizzo un Mac e quindi mi ha preparato il download per Mac. Ricordiamo che Filmora esiste sia per Mac che per Windows. Insomma, ho chiesto ai miei follower, no, tramite un sondaggio, cosa avrei potuto parlare, no, di questo Filmora, e innanzitutto tutti ne sono rimasti molto entusiasti, ma soprattutto hanno caldeggiato il fatto di partire letteralmente da zero, trattando tra virgolette l'utente che sta a ascoltare come fosse un bambino di 5 anni. Questo perché? Perché giustamente, per quanto semplice possa essere il programma, uno magari non ne ha le basi. Allora vediamolo bene in tutte le sue parti. Guarda, così te lo ritrovi non appena finisce l'installazione. Io ovviamente ho abbassato un attimo la risoluzione, altrimenti non riusciresti a vederci nulla, ti servirebbe la lente ingrandimento. Allora mettiti pure comodo, perché il programma è sì estremamente semplice, ma ha un'infinità di opzioni. Ovviamente per fare dei semplici video non sarai assolutamente obbligato a conoscere tutte queste informazioni, però secondo me è meglio fin da subito analizzare bene tutto quanto. Sarà poi compito tuo decidere cosa ti potrà essere utile e cosa no. In questa puntata volevo soffermarmi a parlare solo esclusivamente dell'interfaccia grafica, dell'organizzazione della disposizione delle funzioni, che secondo me non è cosa da poco, perché non possiamo partire se non sappiamo cosa abbiamo, cos'è quello, cos'è quell'altro, dove sono le cose e via discorrendo. Pertanto, come prima cosa abbiamo questi pulsanti, che altro non sono che delle categorie, ok, di strumenti, dei filtri se vogliamo, che una volta cliccati, tipo audio, vedi, mi cambia le caselle sottostanti. Cosa sono le caselle sottostanti? Allora abbiamo alla sinistra questo gestore file, ok, un po' un esplora risorse, dove tu puoi anche creare delle cartelle all'interno della cartella media di progetto. Vedi, è già evidenziata perché in grigetto mi sposto qui, vedi, c'è la cartella col simbolo più, la clicco, posso chiamare ad esempio video dalla GoPro, dove mi salvo i video di quella giornata che ho fatto con la GoPro, oppure posso farmi la cartella video dal drone, oppure più intelligentemente la cartella video parlato, dove magari ci sono io seduto che racconto, e la cartella video b-roll, che i b-roll sono quei video senza audio, senza parlato, che tu metti sopra, sovrapponi al video del parlato, un po' come in televisione, no? Quando fanno quelle trasmissioni, vedi, no, il personaggio che inizia a parlare, a un certo punto, mentre continua a parlare, vedi delle immagini sopra che cambiano, no? Hai capito? Questi sono i b-roll. Quindi mi posso organizzare le cartelle anche così, video parlato, video b-roll, ma se ho anche tante canzoni, posso creare una cartella di nome canzoni o suoni, effetti speciali o le immagini, posso fare veramente tutto quello che voglio, perché questo è il contenitore di tutti gli oggetti video,
audio, immagini che andremo a utilizzare per il nostro video. In quest'area qui abbiamo l'anteprima del contenuto di ogni cartella che andiamo a cliccare. Allora, queste sono tutte vuote perché vedi nella destra c'è scritto tra parentesi 0, significa che ci sono 0 files all'interno. Spostiamoci allora tipo su video di esempio, no? Video di esempio ne ha 20. Clicchiamo, tac, oh, sbababam, eccoci qua i nostri video di esempio, i nostri 20 video. Quest'area qui, questa sorta di televisore, è l'anteprima dei file, ok? Quindi noi clicchiamo, non so, il ciccio pasticcio con la mountain bike, vedi, ti viene già qui, gli clicchiamo play e vedi la clip. Ah, ok, dura così. Ok, mi piace. Tu mi dirai, ma come faccio io a mettere dei video dentro a queste cartelle? Beh, allora guarda, tipo video della GoPro, clicco, vedi? Sai, importa, tu clicchi importa e ti si apre il tuo gestore file del tuo computer, dove tu puoi andare a sfogliare e trovare i video da inserire. In questo caso, accidenti, io non ne ho. Possiamo mettere delle immagini di esempio, facciamo finta che siano dei video, oppure anche addirittura ti puoi aprire il tuo esplora risorse, ok, eccolo qui, e trascinarli letteralmente all'interno di Filmora, no? Quindi guarda, mi apro la mia cartellina, vado tipo immagini, mi seleziono queste immagini qui, che siano video, immagini, la stessa identica cosa, le trascino qui dentro, mollo, tac, ecco qua, importate, ringrandisco schermo intero, e dopo qui addirittura se ho tanti file, ho anche la ricerca, tipo guarda qua è contenuta la parola DVD, io qua scrivo DVD e mi filtra questa qui perché aveva la parola contenuta DVD. Con la X riannullo il filtro. Poi c'è questo imbuto che filtra per tipo di supporto, ossia ti filtra tutto, oppure i video, le immagini, l'audio. In questo caso se clicco video sparisce tutto perché qua non avevo video, avevo solo le immagini, hai capito? Stessa cosa l'audio, quindi per vedere devo cliccare immagini, mi mostra tutte le immagini, oppure più semplicemente tutti, mi mostra tutto di tutto. In questo caso, come l'esplora risorse del computer, se noi clicchiamo sopra questi 9 puntini possiamo cambiare la visualizzazione, vedi elenco, che è questa qui, visualizzazione ampia, che è quella con le anteprime, eccola qui, poi abbiamo la centrale, che è delle sorte di icone, e piccola, delle icone molto più piccola. Io personalmente la lascio su visualizzazione ampia. Puoi anche inoltre ordinare per cosa? Per nome, durata, genere, data di creazione. Questo è molto utile quando utilizzi magari più dispositivi per far video, risoluzione, frequenza di fotogrammi e via discorrendo. Oppure puoi anche raggruppare per genere, data di creazione, nome della videocamera o durata. Noi mettiamo tipo qua raggruppa per data di creazione, vedi, mi crea solo questo gruppo perché tutte queste immagini sono state create tutte il 29 dicembre 2020. Se avessimo avuto altre immagini o video creati in altre date, qui avreste avuto un'altra linea separatrice con scritto l'altra data e dopo sotto le altre immagini. Insomma, nella parte qui a destra vedi questa sorta di televisore. Questa è un'altra anteprima, ma non dei contenuti delle cartelle eccetera, ma dei singoli file. Tipo io clicco qui, questo qui, ok, che è un'immagine, ma se fosse stata un video o un audio avrei cliccato play e sarebbe partita la canzone o partito il video, così vedevo in anteprima com'era. Qui hai il tempo che ti indica dove posizioni la testina, oppure se lo metti alla fine quant'è la durata complessiva di quella clip, i tasti per andare all'inizio, alla fine, il play, pausa e stop. Qui dove leggi un mezzo, un quarto, un ottavo pieno si intende la qualità, perché se non hai un computer molto prestante, mettere pieno può far sì che ogni tanto quando guardi i video mentre li stai editando ti vanno a scattoni, ok? Ci sono altri modi per risolvere, ma questi li vedremo più avanti. Quindi abbiamo un computer molto vecchio, mettiamo tipo un quarto. Cosa significa? Un quarto di risoluzione.
ok? Quindi di grandezza. Lui rimpicciolisce, diciamo, il video in termini di dettagli, e quindi il computer ha molto meno da processare e l'editing, il montaggio sarà molto più fluido, molto più pratico e meno snervante. Questo pulsantino serve per impostare la risoluzione, le proporzioni del progetto. Guarda, clicchiamolo, cambia l'aspetto del progetto e hai la risoluzione, vedi, widescreen 1920x1080, che è il formato YouTube, ok? Il Full HD. E poi attenzione, c'è i fotogrammi, li vedremo più avanti, ma in ogni caso mi raccomando, i fotogrammi devono essere gli stessi della tua macchina fotografica. Se la tua macchina fotografica o GoPro registra 25, è sbagliato mettere 30, viceversa, se qua era 25 è sbagliato mettere 25 se la GoPro ti registra 30. E quindi stai molto attento anche quando hai più dispositivi tipo drone, macchina fotografica, telefonino, GoPro. Tutto deve avere la stessa frequenza di fotogrammi e soprattutto la stessa identica frequenza di fotogrammi deve essere impostata qui su Filmora, ok? Questo è molto importante. Io uso 30, quindi lascio 30. Poi tra le opzioni più interessanti hai il livello di zoom. Io ti consiglio vivamente di lasciarlo su adatta. Adatta significa adatta l'anteprima del video in base alla grandezza di quest'area qua, che attenzione puoi anche cambiarle le aree, perché guarda qua, col mouse mi avvicino al bordo, vedi, io dico ma voglio più piccola l'anteprima perché ho bisogno di maggior spazio nella timeline o piuttosto che negli editor qua, e allora faccio così. Piuttosto che la timeline non mi interessa averla così grande, la rimpicciolisco, vedi, ho più spazio qui, o voglio grande questa, hai capito? Ti gestisci un po' gli spazi. Questa macchina fotografica sostanzialmente è uno screenshot, si chiama istantanea. Tu stai facendo andare un video, sei arrivato a questo punto, schiacci istantanea e ti crea la foto, eccola qui, ti ha creato qua lo snapshot di quel pezzo di video. Ti può servire per fare tipo dei fermi immagine, hai capito? Oppure anche tipo per tirarla fuori e farti la copertina del video. Questo volume, attenzione, non serve a livellare i volumi del video, ma serve solo a regolare il volume che senti tu. Cioè non è che se tu lo abbassi poi nel video che pubblichi il volume è più basso, ok? Queste due freccette invece servono a ingrandire il video, l'anteprima del video a schermo intero. Guarda, le clicchi e tac, magia, ti ritrovi il player a schermo intero. Per ritornare come eri prima basta semplicemente premere ESC dalla tastiera. Tu mi dirai, e cosa sono tutti questi altri pulsantini? No, questi pulsantini appartengono alla timeline. Piuttosto concentriamoci su cos'è la timeline. La timeline è questa enorme area che tu hai qui sotto, è la planimetria del video. La timeline è il progetto, è dove tu trovi tutti i tuoi oggetti. Guarda qua, dove tu trascino questa immagine, facciamo finta che questo è un video, trascino il video, andiamo sull'audio, trascino l'audio sotto, una canzone, ok, la faccio partire da dove voglio. Poi come funziona la timeline, questo lo vedremo nei prossimi video. Per il momento concentriamoci solo sull'interfaccia. Questi pulsanti sono pulsanti funzioni inerenti alla timeline, quindi al montaggio, pertanto anche questi li vedremo più avanti. Ti posso invece, già che siamo qui, far vedere gli altri pulsanti, no? Ad esempio l'audio. Hai visto che prima quando eravamo con Media, vedi, c'erano le cartelle dove tu ti eri messo i file, video, immagini, eccetera. Se clicchiamo audio cambia tutto. Scarichiamo audio, ti fa vedere delle cartelle create da Filmora con delle canzoni gratuite già all'interno e anche alcuni effetti sonori tipo scatto fotocamera. Guarda, possiamo già provarlo, mettiamolo qui sotto, ecco qua, così non mi cancella la musica. Proviamolo, guarda, vado qui, play con lo spazio. Hai sentito? Se volevo sentirlo direttamente nell'anteprima gli facevo doppio clic, hai sentito? Oppure cliccavo una volta e davo play, è la stessa identica cosa. Tipo qua avviso digitale, attenzione, guarda qua, avviso digitale alla freccetta color turchese, significa che non è presente nel computer, è da scaricare. Basta semplicemente fai doppio clic, guarda, tac,
e basta, lo ha scaricato. Sentiamo cos'è sto avviso digitale, doppio clic ok, dico ok, mi serve, lo voglio come suono all'inizio, lo prendo e me lo sposto all'inizio, hai capito? Spostiamoci poi su titoli. I titoli troverai ok, sì, i titoli, ok, come giustamente riporta il nome, ma anche le didascalie, i sottotitoli, degli effetti tipo anche, non so, dei fumetti dove tu puoi scrivere sopra delle cose, un po' degli effetti speciali, stile intro. Trovi veramente tanta roba. Poi ovviamente anche qua ti ricordano che se accedi al Film Stock, che è un po' lo store degli effetti, troverai un disastro di altri effetti di testi da scaricare. Spostiamoci sulle transizioni. Le transizioni cosa sono? Le transizioni sono degli effetti video da mettere giusti tra la fine di una clip e l'inizio di un'altra. Tipo, non so, finisce il video di una ripresa del lago, inizia il video della ripresa del cielo, ok? Possiamo mettere una transizione di dissolvenza tra le due, ok, che si incrocia tra le due, quindi vedrai che il lago piano piano si trasforma in cielo, ok? Poi ci sono tantissime altre transizioni, vedi il bello di Filmora che tramite dei disegnetti, dei simboli ti fa anche capire cosa fanno queste transizioni, tipo questa sposta le immagini tipo un po' a ruota, no? Guarda, andiamo a vedere, aggiungiamo, guarda, un'altra immagine, sempre facendo finta che sono video, do play, guarda, attenzione nell'anteprima qua a destra come cambiano secche, occhio. Hai visto? Da quadrato è diventato CD subito, ma se noi gli mettiamo la transizione, abbiamo detto questa qua che avevo visto, dov'è? Ritirati fuori, ma va bene anche la sfera, è simpatica, prendo la sfera, guarda, la trascino tra queste due, eccola qui, puoi anche, vabbè, allungartela dopo come preferisci, attenzione, do play, guarda. Hai visto che bell'effetto, no? Dinamico. E queste sono le transizioni, ne hai veramente un disastro anche qua. Spostiamoci sugli effetti. Sugli effetti hai tanta roba. Filmora su questo è infinito. Gli effetti può essere tipo l'effetto televisione, no? L'effetto distorto, televisione, vedi? Guarda. Ma infiniti altri, tipo le sfocature, l'effetto schizzo. Ci sono poi anche i filtri divisi per categorie, vedi i filtri bianco e nero, l'omografia, gli sfocature dello sfondo e via discorrendo. E poi ci sono anche le LUT, dove c'è scritto LUT, in realtà si pronuncia LUT. Cosa sono? Le LUT sono dei filtri di colori preimpostati, ok? Un po' come su Instagram quando metti i filtri, cosa ti cambia? Ti cambia i colori, no? Uguale qua, per fare un po' l'effetto vintage, l'effetto bianco e nero, l'effetto caldo, freddo, scuro, giornata soleggiata, hai capito? Hai una trentina di latte, insomma, che non sono per nulla poche, senza contare poi la possibilità di importarne dall'esterno o dallo stock. Mi sposto poi sugli elementi anche qua ben suddivisi in cartelle. Abbiamo gli oggetti, gli elementi sono degli oggetti, tipo anche sta freccia qua, guarda, scarichiamola, tac, scaricata, la prendo, la trascino, che ci sia un video, tac, sopra il video, ok, gli do play, guarda. E visto anche che si muoveva. Adesso aspetta che disattivo un attimo la traccia audio, se no veramente non capiamo niente. Guarda, tac, vedi, è anche animata e ne trovi di veramente molto interessante. Certe sono proprio basilari, certe possono piacere, non piacere, tipo queste, e altre no, veramente sono molto carine. Soprattutto ti consiglio gli effetti blockbuster da scaricare dal sito Filmora. Trovi le esplosioni realistiche, i fulmini, gli spari e tutte quelle cose che sono veramente molto simpatiche. Poi una volta che magari ti sei imparato un po' a memoria i nomi degli effetti che ti piacciono, tipo, non so, io qua scrivo gatto sulla ricerca, mi pare che c'era un gatto, no, cat, catena d'oro, dai, ecco qua. Li puoi filtrare, no? Se ti ricordi i nomi, è molto comodo. Lo schermo diviso, infine, ti consente di far visualizzare in uno schermo
più video contemporaneamente. Qua ti dà i vari modelli, i vari template, le varie preimpostazioni, ad esempio lo schermo diviso metà e metà, 50 e 50, in verticale piuttosto che in orizzontale, piuttosto che 3 video, 4 video. Per non mettere troppe cose in pentola io mi fermerei qui. L'importante è aver capito l'interfaccia. Tu adesso forse avrai un po' di confusione, ma non devi averne. Tu hai forse un po' di confusione perché hai visto tanta roba, Filmora ha tanta roba, ma in realtà quello che io volevo farti imparare, che tu hai già imparato e adesso lo ripetiamo anche, è la struttura dell'interfaccia grafica, ok? Noi abbiamo visto tante cose per vedere poi come si comportava questa interfaccia. Allora abbiamo visto che qua ci sono sempre le cartelle con i contenuti, che siano video, che siano audio, ci sono comunque delle cartelle con i contenuti. Qui i contenuti di queste determinate cartelle e qui l'anteprima di ogni singolo contenuto che possiamo avviare, che sia una canzone, un file audio, un video, eccetera eccetera. Abbiamo visto che cliccando qui sopra da media, audio, titoli, transizioni, eccetera eccetera, tutto questo cambia, quindi tutta questa parte superiore è sempre relativamente collegata a ogni pulsante funzione, ok, che troviamo qui in alto, e sotto invece fissa abbiamo sempre la timeline, che abbiamo detto è la planimetria del video. Adesso magari concettualmente forse per qualcuno potrebbe essere un concetto un po' difficile da digerire, ma non ti preoccupare, ti sarà estremamente chiaro con il prossimo video, dove andremo a fare proprio un montaggio vero e proprio, quindi andremo a vedere nella pratica, ora che sappiamo dove sono tutte le cose, come metterle assieme. Quindi ragazzo, ci salutiamo, ci vediamo al prossimo tutorial. Mi raccomando, nel frattempo scaricati già il Filmora, tanto hai visto c'è sia per Windows che per Mac, è completamente gratuito, ok, fino a quando lo utilizzi così con la filigrana, e intanto provi a spulciare tutte quelle cose che io ti ho spiegato e ti ho fatto vedere, così vedi anche gli effetti, quanti ce ne sono, trovi già quelli che ti piacciono, hai capito, che così poi quando andremo a fare pratica col prossimo video nel montaggio tu magari ti sei già selezionato quelle cosette che possono piacerti e che andrai a utilizzare poi nel video. Alla prossima. Eccolo. Vai, sigari!